Nella vita di ognuno di noi c'è un sogno da realizzare. Dicono per ottenere ciò che vuoi devi lottare. Non me la sento proprio di lasciarmi andare, perché se esiste una speranza ci voglio provare. Mi chiamo Paolo, 22 anni ed ho la SLA. L'ho scoperto 4 anni fa. Mi ha levato tutto tranne la vitalità. C'è chi mi giudica con troppa cattiveria, come se mi divertissi a star seduto tutto il giorno su una sedia. Il mio corpo è diventato una prigione. Al di là delle sbarre ci arrivo usando gli occhi e l'immaginazione. Vorrei camminare, mangiare, bere, parlare, guarire in fretta. Ho una famiglia, amici da abbracciare. Il percorso sarà lungo ma ce la farò, promesso. Nonostante la stanchezza che ogni giorno porta appresso. Certe cose le capisci solo se le vivi. Guardi il mondo da una finestra sperando che quel giorno arrivi. Faccio rumore in silenzio perché ho carattere. Do speranza a ogni malato in lacrime. Una madre e un padre che adoro. È un fratello che mi presta gambe e braccia e non mi lascia mai da solo. Sono la montagna che va da Maometto, pur restando disteso nel letto. Per volare mi bastano gli occhi, quelle volte che il mondo sta stretto. La montagna che va da Maometto, pur restando disteso nel letto. Per volare mi bastano gli occhi, quelle volte che il mondo si è spento. Sono la montagna che va da Maometto, pur restando disteso nel letto. Per volare mi bastano gli occhi, quelle volte che il mondo sta stretto. Piacere, sono Paolo, ho fretta di raccontare, scusatemi la voce, da casello autostradale. Sognavo di fare lo chef, ci sono riuscito. Vedermi con la sedia a rotelle ti ha infastidito? Questa malattia fa paura vista da fuori. Ho lottato pure quando ho perso i sapori. Ho guidato un drone nel cielo. Ho parlato al G8 e ora canto a Sanremo. La montagna che va da Maometto, pur restando disteso nel letto. Per volare mi bastano gli occhi, quelle volte che il mondo sta stretto. La montagna che va da Maometto, pur restando disteso nel letto. Per volare mi bastano gli occhi, quelle volte che il mondo si è spento. Sono la montagna che va da Maometto, pur restando disteso nel letto. Per volare mi bastano gli occhi, quelle volte che il mondo sta stretto. Nella vita di ognuno di noi c'è un sogno da realizzare. Dicono per ottenere ciò che vuoi devi lottare. Non me la sento proprio di lasciarmi andare, perché se esiste una speranza ci voglio provare. Credo e recito il rosario, ed è proprio lui a tenere lontano il mio sicario.